98 i cantieri aperti per un controvalore di quasi mezzo miliardo di euro, 1905 chilometri in gestione, 758 ponti. Sono solo alcuni dei numeri dell'attività di Veneto Strade, che nel 2023 ha avuto un anno di impegni fuori dal comune. E anche quest'anno la mole di progetti e cantieri porterà al Veneto un importante contributo in termini di sicurezza stradale, tempi di percorrenza, impatto positivo sull'ambiente e grandi progetti di viabilità. Basterebbe guardare i dati e vedere che per gli appalti sopra i 50 milioni di euro il tempo di progettazione e realizzazione fino al taglio del nastro di Veneto Strade è di 6 anni e mezzo, a livello nazionale è di 12 anni e mezzo. Abbiamo dimostrato di saper gestire le infrastrutture, le grandi infrastrutture, pensi ad esempio al passante di Messa, quello che è gestito dalla società CAV. È una società tutta pubblica che può ambire a gestire altri tratti di infrastrutture che magari oggi sono in mano dei privati. Veneto Strade è stato il braccio operativo della Regione che durante le grandi emergenze e dopo ha ripristinato le infrastrutture e la sicurezza in occasione di tante tragedie che hanno colpito il nostro territorio, come la tempesta Vaia. Poi c'è il progetto delle ciclovie che ammonta a oltre 60 milioni di euro, di cui 37 da fondi PNRR. Con questo progetto noi siamo di fatto la regione con più ciclovie, quindi più mobilità sostenibile con la bicicletta a livello nazionale. Sono ciclovie importanti perché abbiamo la Venezia-Trieste, l'Adriatica che parte da Chioggia, va fino in Puglia, abbiamo l'Avento, la Sciole e la Garda. Con questi 37 milioni di fatto le abbiamo finanziate tutte per quanto riguarda la parte veneta, rimangono fuori alcuni lotti della ciclovia del Garda, però un intervento importante dove Veneto Strade con la Regione Veneto è stata una delle poche regioni che ha rispettato il termine di aggiudicazione del 31 dicembre 2023. Poi termine che è stato tolto perché la maggior parte delle regioni non l'avevano rispettato. Modello Veneto anche in questo caso ha funzionato. Particolare attenzione alla montagna. La montagna per noi è una particolare attenzione perché ovviamente è un territorio molto, molto difficile, quindi molte delle nostre risorse vanno ovviamente nella zona del Bellunese dove ci sono le strade che per noi sono più critiche.